Sicuramente non li avrei tenuti tutti per me, avrei pensato anche per chi non ha niente, perché ce ne sono tantissime persone in sofferenza, specialmente in questi periodi che insomma non è che fra il Covid e tutto quello che è successo e tante situazioni c'è tanta sofferenza in giro, sicuramente non li terrei tutti per me, cercherei proprio di dare un aiuto a chi veramente ha bisogno, insomma, ecco, perché cosa ne faccio io di tanti soldi così? Un piccolo sogno per lei invece da realizzare, Un piccolo sogno per me, ma dire la verità non è che abbia chissà quanti desideri ho alla mia età, voglio dire, sono già contenta di quello che ho e di quello che ho avuto, ecco questo sicuramente. Festa? Ecco. E basta? Ecco. Secondo lei chi ha vinto? Uno del paese o un foresto? Questo non lo so proprio, sinceramente, anche perché l'ho saputo dal telefonino, quindi non ne avrei proprio idea, dovreste andare su alle 3 strade. Ma secondo lei qua in paese stamattina si parlava di questa vincita? Lei che era al bar poco fa. Non più tanto, No? non più di tanto, no. Perché a Follina siete riservati, allora come siete? Ma non lo so, io tra l'altro non sono di Follina, di Miane. Di Miane. Sì, frequento il bar qua a Bestemmadora, Centrale, un po' in giro, insomma. Bene. Se avessi vinto io, acquisterei una casetta piccolina con un giardino immenso per il mio cane e ne adotterei un altro, così avrebbe compagnia. Ma lei è una giocatrice o non ha mai giocato? A quel gioco sì, Sì. però non ho mai vinto purtroppo. E allora dopo queste 2 vittorie continuerà a giocare o ormai? No, certo che continuo, sempre i stessi numeri anche, prima o poi usciranno.